una scuola media di Treviso esonerati su richiesta delle famiglie dalle lezioni sulla Divina Commedia. Il ministro Valditara fa scattare un'ispezione nell'istituto scolastico. L'episodio diventa caso nazionale da destra a sinistra, pioggia di reazioni di leader politici e sindacalisti per il sindaco di Treviso Conte. Meglio togliere ai ragazzi TikTok che la Divina Commedia. Mestre, il 24enne Samuel Francesconi travolto e ucciso da un treno mentre cercava di attraversare i binari. Era figlio del giornalista del Gazzettino e della collega Barbara Gans. Un ritorno di fiamma improvviso e violento, il forno che esplode, attimi di paura, conserve, ferite mamma e figlia di 3 anni, forse una bombola difettosa la causa. Aveva acquistato case e terreni per un valore di 200.000 euro con i proventi dei borseggi compiuti a Venezia, disposto il sequestro dei beni a una giovane donna sottoposta alla sorveglianza speciale. Ennesima spaccata nella Marca, questa volta in un distributore di Castelfranco Veneto, dove i malviventi hanno divelto una porta, sfondato un muro e scassinato la cassaforte, trovandola però vuota. Giro d'Italia, numeri da record per la tappa padovana. Domani la carovana rosa torna in Veneto, dall'Alpago a Bassano a Sappada, al trionfo del coneglianese Vendrame. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. La cronaca in primo piano con la vicenda della scuola media del Trevigiano, ancora al centro delle polemiche. 2 studenti musulmani appunto di una scuola media sono stati esonerati su richiesta delle famiglie dalle lezioni sulla Divina Commedia. Il ministro Valditara ha annunciato un'ispezione nell'istituto scolastico. Buongiorno. Posso chiedere un commento? No, non posso commentare nulla, mi spiace. Buche cucite nella scuola media di Treviso, finita nell'occhio del ciclone dopo che 2 famiglie musulmane hanno espresso la volontà di non far studiare la Divina Commedia ai loro figli. Una richiesta arrivata dopo che l'insegnante aveva invitato gli studenti che non frequentano le lezioni di religione a chiedere ai propri genitori se fossero d'accordo o meno sulla possibilità che seguissero le lezioni sul poema dantesco e in generale sulle opere che hanno riferimenti religiosi. I 2 ragazzi hanno così iniziato lo studio di Boccaccio parallelamente al resto della classe. La decisione dell'insegnante sarebbe nata per evitare, come già le sarebbe accaduto in passato, problemi con le famiglie di religione diversa da quella cristiana. Di quanto accaduto nell'istituto trevigiano se ne sta occupando anche il ministro dell'istruzione Valditara, che durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri ha annunciato un'ispezione nella scuola. Abbiamo disposto un'ispezione per verificare come stanno effettivamente i fatti, perché oggettivamente una esclusione dal programma scolastico del pilastro, di uno dei pilastri della nostra letteratura, della nostra storia della letteratura, per motivi che non si sa bene, religiosi, culturali o doglianze di qualche genitore, francamente non abbiamo ancora ben capito, è del tutto inammissibile. L'ufficio scolastico regionale, dopo aver inizialmente annunciato l'invio di una nota, ha fatto sapere che interverrà solo una volta conclusa l'ispezione ministeriale, che è già stata avviata. Una vicenda destinata a far discutere e che divide gli stessi genitori. No, non esiste, perché siamo in Italia, quindi chi viene qua si adegua ai nostri usi e costumi. È giusta l'ispezione e che gli ispettori poi decidano il resto. L'ho fatto bene, però a esentare che non conoscano Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma perché? Perché mette Maometto all'inferno? Ma può essere. E comunque secondo lei insomma, è offensivo per l'Islam? Sì. E intanto il caso è diventato nazionale a 2 settimane dal voto, la tempesta perfetta alle reazioni politiche. Togliere dal percorso didattico Dante Alighieri, francamente non lo vedo un passo verso l'integrazione, ma lo vedo verso un passo verso l'esclusione della nostra storia, della nostra cultura, cosa che secondo me è sbagliatissima. Preferisco che tolgano TikTok, i social network, piuttosto che Dante Alighieri, quindi che studino un po' di più Dante Alighieri e che spengano un po' di più il cellulare. Mario Conte è il primo a commentare la notizia che da Treviso ha raggiunto i palazzi romani, eppure la politica europea, a poco meno di 2 settimane dal voto, il fuoco di fila leghista è totale. Mi sembra demenziale. Adesso che nelle nostre scuole non si possa studiare Dante, poi può piacere, io mi ricordo a memoria alcuni, perché è offensivo, ecco io penso che siamo
o sull'orlo del baratro o ai limiti del ridicolo. Inaccettabile che la scuola diventi ostaggio, dice il presidente Luca Zaia. Il problema non è Dante ma l'integralismo. Sui social interviene anche Vannacci. Eccoli quelli che vogliono distruggere la nostra Italia e la nostra identità, scrive il generale. Non da meno, Fratelli d'Italia, continuiamo a sottometterci ai musulmani, tuona la ministra Daniela Santanchè. Richiesta folle, li fa eco il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La cultura non si cancella, ribadisce Raffaella Paita di Italia Viva. Dante è di tutti, dice in Commissione Cultura Gaetano Amato del Movimento 5 Stelle, che definisce però ridicola la strumentalizzazione politica del caso per costruirci una narrazione a proprio uso e consumo. Afferma un concetto di fondo il PD trevigiano. La scuola deve essere laica e la nostra letteratura, dove ovviamente la Divina Commedia è un punto fondamentale della nostra letteratura, va studiata da tutti gli studenti, e la letteratura non può essere religiosa, cioè è letteratura. E noi siamo in un Stato laico, la nostra Costituzione è laica, la scuola è laica. Fermiamo questa follia, scrive sui social il consigliere comunale quotazione Nicolò Rocco, che aggiunge: la vera integrazione è far arrivare a tutti gli studenti l'emozione universale dell'amore tra Paolo e Francesca. Interviene persino la UIL con il segretario Toigo. Questa sarebbe inclusione, si chiede il sindacalista. Chi lavora e studia qui da noi è giusto che apprenda la nostra storia e la nostra cultura. Tra Feltro e Montefeltro, parafrasando il sommo poeta, la polemica è quindi servita. Ci spostiamo a Mestre ora, dove un ragazzo di 24 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre cercava di attraversare i binari. Mi sono trovato davanti a una visione proprio brutta. Un giovane di 24 anni, ho letto poi nel giornale, con un comunicato, che è stato proprio travolto da un treno. Erano le 7.09 quando Samuel Francesconi, 24enne di Mestre, è stato travolto dal treno regionale Trieste-Venezia, diretto alla stazione di Santa Lucia, al passaggio a livello della stazione di Carpenedo in via Trezzo. Prima è stato colpito a un gomito dal convoglio, poi sbalzato molto lontano dal punto dell'impatto, come racconta un testimone. Il corpo era una decina di metri steso nei binari verso la parte Mestre, diciamo. Per la procura si è trattato di un incidente. Secondo quanto riferito dalla polizia ferroviaria giunta sul posto insieme alla locale, sarebbe escluso il gesto volontario. Il ragazzo, di origine etiope, figlio dei giornalisti Barbara Ganze e Alberto Francesconi, avrebbe deciso di superare la barriera del passaggio. Forse aveva fretta e credeva di aver calcolato bene le tempistiche per poter passare rapidamente dall'altra parte, o forse credeva in un rallentamento del treno, che però non prevedeva alcuna fermata. Le indagini stanno anche cercando di capire se stesse ascoltando della musica. Chi vive e frequenta la zona sostiene che quotidianamente ci sia chi attraversa i binari senza preoccuparsi del passaggio a livello chiuso, nonostante i numerosi cartelli di avvertimento, sia a piedi che in bicicletta. Passano con il passaggio a livello chiuso. Non scavalcano, c'è chi butta la bicicletta. Non solo a piedi, ma anche con la bicicletta a mano, il motorino. Ed è molto pericoloso, perché è pericoloso per chi viene ucciso, come questa mattina, ma anche per il macchinista del treno, perché qualche pezzo contundente può sfondare il vetro e può uccidere anche il conducente del treno. Queste barriere ai passaggi a livelli ancora di questo tipo, con un passaggio che si può fare a S benissimo, non devono più esistere. Bisogna mettere in sicurezza, lo so che ci deve essere la consapevolezza di non farlo, però la gente a volte non sa nemmeno cosa sia la consapevolezza e perciò dobbiamo farlo noi. Da tempo la Polfer ha dato il via a campagne di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole per mettere in guardia sui comportamenti rischiosi come quello dell'attraversamento dei binari. Ancora la cronaca, ci spostiamo a Conselve, dove è esploso il forno di un'abitazione, ferite mamma e la figlia di 3 anni.
Un ritorno di fiamma improvviso e violento, il forno che esplode, attimi di paura, conselve in un'abitazione di via Roma, una mamma che stava preparando il pane è rimasta ferita insieme alla sua bambina di 3 anni. La fiamma ha colpito in modo particolare la donna, che ha evitato che venisse investita anche la piccolina. La giovane mamma, di origine marocchina, è stata soccorsa dal suo M118 e trasferita in elicottero in ospedale a Padova. Ha riportato delle ustioni, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. La piccola ha riportato solo una piccola bruciatura al piedino, dopo essere stata visitata nel reparto di pediatria dell'ospedale di Schiavonia è già stata dimessa in buone condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco, ma le fiamme si erano già spente da sole. Al vaglio ora le cause dell'esplosione, forse una bombola difettosa. Aveva acquistato case e terreni per un valore di 200.000 euro con i proventi dei borseggi compiuti a Venezia, ha disposto il sequestro dei beni a una giovane donna sottoposta alla sorveglianza speciale. Aveva acquistato case e terreni con i soldi e proventi di borseggi e furti commessi a Venezia per un valore totale di circa 200.000 euro, beni sotto sequestro dal 22 maggio scorso da parte della Polizia Anticrimine di Venezia su disposizione dell'autorità giudiziaria. La ladra, una giovane donna, è stata inoltre sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con durata di 1 anno e 6 mesi, sorveglianza che prevede la non frequentazione di soggetti pregiudicati, la ricerca di un'occupazione stabile con il rispetto degli orari di permanenza nella propria abitazione. Le indagini hanno dimostrato come i soldi utilizzati per l'acquisto dell'immobile e del terreno fossero il frutto di una lunga serie di reati contro il patrimonio e compiuti a partire dal 2017. 17 in totale tra scippi e furti, principalmente solo a Venezia, ma è probabile che ne abbia messi a segno molti di più e non denunciati. Tra i modus operandi della borseggiatrice, la famosa tecnica dell'abbraccio e altri stratagemmi per derubare le vittime di oggetti e orologi di lusso. Una parte delle azioni criminali sarebbero avvenute all'interno dei negozi. In alcuni casi la borseggiatrice avrebbe anche minacciato le persone presenti per indurle a non testimoniare contro di lei. La donna non risulterebbe censita nelle banche dati dell'INPS né in alcun modo percettrice di redditi legittimi, a ulteriore conferma che il denaro a sua disposizione proveniva da attività appunto illecite. Ancora cronaca, ci spostiamo nella Marca per l'ennesima spaccata, questa volta in un distributore di Castelfranco Veneto. Rivelto la griglia esterna alla porta d'ingresso nei bagni di servizio. All'interno dei bagni di servizio hanno buttato giù una parete divisoria, da lì hanno segato una cassaforte inutilizzata praticamente. La porta sul retro che dà accesso ai servizi forzata al muro divelto a colpi di piccone, lo stesso usato per mettere fuori uso il quadro elettrico nel timore scattasse qualche allarme. Il colpo finale con il flessibile usato per scassinare la cassaforte trovata vuota dai ladri. La dinamica dell'ennesima spaccata nella Marca, questa volta in un distributore di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est. Ancora da stimare l'entità dei danni. Hanno fatto danni, 2 o 3 persone sicuramente, uno solo non può fare questo lavoro qua. La chiusura la sera delle ragazze del bar è alle 9 e penso dalle 10:30, 11 in poi. Malviventi che sono andati a colpo sicuro nonostante le telecamere di sicurezza che al momento della spaccata non erano in funzione. Lasciati all'interno dell'ufficio piccone, cacciaviti e scalpello utilizzati per mettere a segno lo scasso. Non sa come commentare la vicenda il titolare dell'esercizio dopo che circa un mese fa, sempre nel bar del distributore, si erano introdotti all'interno dei locali sfondando una vetrata. Non hanno forzato la cassa del bar questa volta, perché la seconda volta in 15 giorni. Sì, l'altra volta sono entrati dall'altra parte. Hanno portato via il gratta e vinci, i liquori. Poco o nulla al bottino anche in questo caso, la cassa forzata dalla quale però non è stato rubato nulla. Ingenti i danni per gli esercizi dovuti al tentativo di furto. Sul fatto indagano i carabinieri di Castelfranco. E dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, l'assessore Bottaccin fa il punto della situazione.
Abbiamo avuto due eventi particolarmente rilevanti, uno la settimana scorsa, uno questa settimana, ma inframmezzati e anzi anche nella giornata di ieri, in quella di oggi, ci sono dei fenomeni temporaleschi che non aiutano. E i fenomeni sono stati molto rilevanti, i dati di ARPAV ci dicono che precipitazioni piovose così rilevanti nel mese di maggio sono molto rare. Ad ogni modo devo dire che i bacini di laminazione hanno funzionato, hanno fatto il loro mestiere, hanno evitato che si allagasse Vicenza, che si allagassero i centri abitati a valle di Vicenza, però qualche disagio c'è stato perché le precipitazioni sono state rilevanti e perché abbiamo avuto qualche rottura arginale ripristinata in tempo record dai nostri tecnici, che ringrazio anche le imprese che sono intervenute in condizioni veramente difficili ed estreme H24. Ovviamente adesso c'è la conta dei danni, abbiamo già chiesto lo stato di emergenza, il Presidente lo ha chiesto già la settimana scorsa, sono già venuti i tecnici del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile già sabato e domenica scorsa, adesso stiamo integrando la relazione con gli eventi degli ultimi giorni e dopodiché lo stato di emergenza dovrebbe essere riconosciuto. Negli ultimi 4 anni abbiamo attivato 2527 cantieri, una cosa che non è mai accaduta nella storia di nessuna regione nell'arco temporale che si possa ricordare di questa Repubblica. Aggiungo che noi ci siamo dotati ormai 15 anni fa di un piano fatto con l'Università di Padova, quello che ha preso il nome di piano Dal Paos, appunto dal nome del professor Luigi Dal Paos, e questo piano vale 3 miliardi e mezzo di euro. Noi abbiamo messo a terra 1 miliardo e 800 milioni di euro, quindi non poca cosa da quando ci sono io. Ovviamente abbiamo fatto molto, ma ancora c'è qualcosa da fare. Tutto questo noi lo facciamo con a volte grave difficoltà perché dobbiamo fare i conti con i comitati, con i ricorsi, a volte ricorsi proposti anche da sindaci e con le soprintendenze, insomma con tutti coloro che non sono d'accordo con la realizzazione di queste opere. Quindi oltre al reperimento dei soldi, che non è una cosa da poco, c'è anche il problema burocratico di tutti questi ostacoli che devono essere superati. Tour in Agordino, nel glorioso distretto dell'Occhiale, per il sottosegretario alle imprese Made in Italy Massimo Bitonci. Tra circa 15 giorni verrà pubblicato il decreto attuativo di transizione 5.0, sono 6,3 miliardi, infatti sto girando molto l'Italia per spiegare anche agli imprenditori che è un'occasione irripetibile. 6,3 miliardi per accompagnare le imprese nella transizione ecologica e digitale, un'industria 4.0 evoluta, modello green. Con il via libera della Commissione europea alla modifica del PNRR presentata dall'Italia, lo scorso gennaio è stato ufficializzato il piano di transizione 5.0, le cui misure agevolative troveranno spazio nel decreto legge PNRR che sarà emanato tra 15 giorni. Acquisto di macchinari, digitalizzazione, software, pannelli fotovoltaici europei. Abbiamo messo proprio un'indicazione di pannelli ad alta efficienza che vengono prodotti in Europa, batterie, formazione, quindi torna anche la formazione, 10% fino a 300.000 euro per ogni investimento. Crediti di imposta che vanno dal 35 al 45% per un piano di assoluta importanza. Lo sportello per le imprese sarà aperto in concomitanza con il varo del decreto e sarà disponibile fino al 2025. Noi siamo a disposizione per spiegare, per mandarvi tutte quante anche copia anche del decreto attuativo per fare poi le domande, perché ci vuole una certificazione ex ante e una certificazione ex post. Abbiamo cercato di semplificare le procedure, è importante comunque fare la prenotazione e preparare il progetto di investimento. Stamattina il sottosegretario Bitonci ha visitato una fra le imprese leader nel distretto dell'Occhiale a Gordino. Le nostre aziende sono aziende che non puntano su una produzione di quantità ma assolutamente della qualità e sono anche una ricchezza non solo del territorio ma una ricchezza nazionale da salvaguardare. Tanto più in un territorio difficile quale quello bellunese che fa i conti con lo spopolamento della montagna e la carenza di manodopera. Per attrarre nuove leve le aziende stanno investendo sul welfare. Quanto è importante il welfare aziendale e quanto è importante essere inseriti in un contesto come questo bellunese dove sappiamo ci sono difficoltà di viabilità, problematiche di vario tipo, però quanto i dipendenti sono anche attaccati all'azienda perché vivono in un modello che è quasi una famiglia.
Giro d'Italia ora, la vittoria della tappa di giornata va al coneglianese Andrea Vendrame, 29 anni, con una fuga di quasi 100 km, dei quali gli ultimi 28 da solo. Vendrame ha conquistato la 19ª tappa del Giro, Mortegliano-Sappada, 157 km, 2850 metri di dislivello, tutta in Friuli. E la corsa rosa tornerà domani in Veneto nella penultima giornata della manifestazione dall'Alpago a Bassano del Grappa per un totale di 184 km, percorrendo tutta la pedemontana trevigiana da Vittorio Veneto al muro di Ca del Poggio, quindi Possagno e il Monte Grappa. Attenzione quindi a limitazioni stradali e divieti nella fascia di territorio interessata. Partenza dall'Alpago verso le 11:30, arrivo a Ca del Poggio circa un'ora dopo, traguardo invece a Bassano alle ore 17. E questa era l'ultima notizia per l'edizione regionale dei nostri telegiornali questa sera. Io vi auguro buona serata, grazie dell'attenzione. Arrivederci.